Il Matera vince contro la sfortuna, contro il tempo inclemente e poi anche contro l'Albanova. 2-1 il risultato finale per la formazione di Carlo Florimbi. È stato un pomeriggio di sport di quelli veramente eccezionali, condizioni atmosferiche e terreno di gioco veramente proibitivi, ma l'impegno in campo non è certo mancato da parte delle due formazioni. Ha sofferto nella fase iniziale il Matera, che ha anche rischiato di capitolare, con Della Torre costretto a uscire al limite della sua area al 23esimo per anticipare le incursioni avversarie. La pressione dei campani ha però creato solo qualche apprensione nella difesa dei biancazzurri, che con il passare dei minuti hanno preso le dovute contromisure a centrocampo, con La Torre e soprattutto Olivari in grande movimento. Il Matera cercava spazi soprattutto sulla destra con il vivace Telesca, in stretto dialogo con Falaguerra. Alla mezz'ora però il Matera dava un colpo sull'acceleratore e chiudeva l'Albanova nella sua area. Le occasioni fioccavano alla 35esima punizione calciata da Falaguerra e Albanova che si salva in angolo. Sull'azione susseguente grande mischia in area Campana e salvataggio sulla linea di porta di Tenace. Al 37esimo ancora una volta Matera costretto in 10 uomini per l'espulsione di Esposito, probabilmente per un colpo da fermo ad avversario. Al 42esimo Matera ancora vicino al gol. Questa volta Lotti compie un autentico miracolo su di un tiro da distanza ravvicinata che aveva fatto già gridare al gol. Secondo tempo con i giocatori che indossano nuove maglie rese oramai riconoscibili dal fango, il Matera in tenuta bianco-celeste. Il secondo tempo riserva le maggiori emozioni. Al nono i campani vanno in gol. L'esperto Muro recupera una palla vagante sulla sinistra e crossa per la comoda deviazione in rete da parte del nuovo entrato Pirozzi. È un'autentica doccia fredda, ma il Matera non si perde d'animo, anzi trova maggiore energia dall'episodio sfortunato. Ed è subito pari. Al 12esimo, su un lungo rilancio in avanti, si avventa in velocità Telesca che anticipa i difensori avversari e infila Lotti in uscita. Sulle ali dell'entusiasmo il Matera non appare mai domo e insiste nel suo gioco tutto impostato sulla grande volontà di ottenere il successo e sulla dedizione mostrata in campo. I suoi sforzi vengono premiati al 25esimo con Falaguerra, che su azione susseguente a calcio d'angolo riesce a trovare il varco giusto per portare in vantaggio il Matera tra l'esplosione di gioia dei pochi temerari tifosi sugli spalti. Il finale di gara vede il Matera difendere a denti stretti 3 punti con l'Albanova che accenna un forcing ben contenuto, brividi in chiusura per un tiro di Muro che sfiora la traversa al 42esimo e per un salvataggio in extremis quasi sulla linea di porta al 45esimo. Invocano anche il penalty i campani in pieno recupero, ma il direttore di gara dice no e il Matera conserva il meritato vantaggio. Gara esaltante per il gran cuore dimostrato dai ragazzi in campo, peccato che ad assistere a una speciale giornata di sport si era veramente in pochi.